Ho sapete che diceva nonna mia, e 15 agosto è capivierno. Ma com'è capivierno? Significa che si rompono i tempi e dopo il 15 agosto cambia tutto il clima. Oggi, lo sapete che voglio fare? O panettone. Ma come o panettone? O panettone. Ma no o panettone di Natale, o panettone salato. Pigliate carta e penna, venite a presa a me. Ma voi pensavate che io facevo il panettone con l'upetto, che candito, che mandorla alla coppa, che nucelli, prosciutto, provolone, ovo, burro, andiamo in centro. Per fare il panettone salato ci vogliono 800 g di farina 00, 100 g di parmigiano, 6 uova, 125 g di burro, 5 g di lievito di birra fresco, un bello pezzo di formaggio, quello che tenete e quello che volete a piacere. Io ho messo 200 g di prosciutto cotto, ma voi se volete potete mettere il salame, i cicli, quello che tenete, non c'è problema. E 100 g di latte, 100 ml di latte, asciugare in un frigorifero, non lo prendete freddo dal frigo, ok? Iniziamo a rompere le uova una volta, già ne ho messo 2, una è tutta a finire, è buono stesso, e sono 4, ne dovete mettere 6. Poi unite 20 g di sale, questi cucciarini che tengo io sono 20 g, e 20 g di zucchero. Ecco qua, io metto mezza pezzetta di burro e sa essere 100 g, ma abbonda sempre. Questo è 120 g di burro. Questa è la pezzetta di lievito. Io a occhio, perché io faccio a occhio, ne tolgo un pezzettino vicino che per me è 5 g. Lo metto qua nel recipiente e unisco il latte. E mo abbiamo a fare un bisca Francesca. Faccio a una bella pasta come un belluto, un gabbiano. Frate, un gabbiano, tappo sta roba tu a mangiare, aspetta, fu brava. Tengo sta coppietta di gabbiani, sono troppo bellini, sapete, a quando anni stanno sempre insieme. Come povero gabbiano perduto alla compagna, non sa mai a dire chi se ne muore. Stanno dalla mattina alla sera insieme e ogni tanto ci metto pochi pani, qualcosa che mi è rimasto e faccio mangiare pure a loro, che già fa. Eccolo qua, è pronto a darmi a zeccuso l'impasto, appiccicoso, guardate, così, come fosse un schizzozzelli, a quello che si metteva i parati tanti anni fa, guardate. Adesso uniamo il prosciutto. Facciamo una bella miscata. Adesso unisco l'emmental. Faccio una bella miscata. Bello. E poi piglio un bello ruoto. Però deve essere bello alto, così vedete? Questo è 30 cm di diametro. Altezza nasa, c'è la verità. L'ho visto bella e l'ho pigliato. Perché non lo tenevo questo qua per fare i panettoni, Ora pigliamo tutto un misca Francesco, guardate, lo mettiamo in qua. Tanto bello. E poi ci sistemiamo tanto bello che mano. E adesso lo facciamo lievitare nel forno spento almeno per un paio d'ore, perché deve raddoppiare di volume. Ci vediamo fra un paio d'ore. Eccolo qua ragazzi, è raddoppiato di volume. Adesso in forno a 180 gradi per 45 minuti. Ogni tanto da sempre un occhio. Eccolo qua, è pronto. Guardate che bellezza. E che profumo. Domani è la Madonna Assunta. Un bacio a tutte le Assunte, Assundine, Assundulelle. Un bacio in particolare a compagna mia Assunta Fiurumarna. Ciao, ti voglio bene.